Martedì 23 giugno, San Lanfranco Beccari. È il 175° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 191 al termine. Il sole sorge alle 5:23 e tramonta alle 21:03. La luna si leva alle 7:17 e tramonta alle 23:03. Essendo Tiziano Vecellio risultato lento a completare i quadri commissionatigli dalla signoria, per punizione gli viene tolta la senseria al Fontego dei Tedeschi e le relative prebende. Le previsioni per domani. In prevalenza soleggiato in pianura con tendenza ad aumento della nuvolosità verso sera. Sulle zone montane ampi tratti soleggiati al mattino e annuvolamenti alternati a schiarite nel pomeriggio con probabili locali rovesci o temporali. Temperature minime stazionarie o in ulteriore aumento, massime in diminuzione. Il Monte Ortigara è una montagna delle nostre Alpi, situata in provincia di Vicenza, lungo il confine tra Veneto e Trentino Alto Adige, nella parte settentrionale dell'altopiano dei 7 comuni. Oggi alta 2105 metri, prima della Grande Guerra fu più alta di ben 8 metri. Subì un abbassamento a causa dei continui bombardamenti di cui fu teatro. Il Monte Ortigara è infatti ricordato principalmente per la triste e sanguinosa battaglia che vi si combatté nel giugno del 1917. Il piano strategico dei soldati italiani, denominato Azione K, sarebbe dovuto iniziare nel mese di novembre 1916, ma per diverse ragioni, oltre che per le terribili condizioni climatiche dell'inverno 1916-1917, il disegno militare fu rinviato al 1917. La preparazione dell'Azione K fu estremamente complessa per l'enorme e anzi eccessivo numero di truppe mobilitate e questa fu senz'altro una delle ragioni che portarono al suo insuccesso, nonostante il rapporto di forze fosse di 3-1 a favore degli italiani. Infatti, in quelle montagne selvagge, a quota intorno ai 2000 metri, gli austriaci ebbero un anno intero di tempo per scavare trincee e caverne, per preparare postazioni in caverna con cannoni e mitragliatrici, e più in generale per prendere d'infilata alpini, fanti e bersaglieri in cammino all'attacco dell'Ortigara, dello Zebio, del Chiesa, del Forno e del Campigoletti. L'Ortigara rappresenta oggi il Calvario degli alpini. Sull'arida cima, una colonna mozza eretta nel 1920 sta a ricordare a chi ne visiti la cima ciò che in passato successe, per non dimenticare il sacrificio dei nostri valorosi alpini. Più in là, dove si trova il Lotse, sull'alta colonna innalzata, una Madonna volge il suo sguardo verso quello che è stato un disumano luogo di inutile sofferenza per molti dei nostri cari compatrioti.